Buonasera a tutti. In un giorno di tantissimi anni fa, in questa casa è nato un uomo che ha aiutato l'Italia a scrivere una bellissima pagina di storia, che a me piace ricordarvela spesso. Se siete curiosi di sapere, allora io, Beni Garigonto. Tanto tempo fa, dove ora c'è questo magazzino, in sé che sa beveratorio Eccio, qui c'era la casa dei miei bisnonni, Raffaele e Barbara. È qua che è nato nonno Eugenio ed è da qui che nel 1917 fu richiamato alle armi, anzi fu chiamato alle armi per la prima volta, perché l'Italia aveva vissuto quella terribile pagina della disfatta di Caporetto e quindi aveva bisogno di nuovi soldati per poter dare una speranza alla nostra nazione affinché potesse riconquistare Trento, Trieste e l'Istria. Ebbene, l'anno dopo mio nonno ha potuto festeggiare, sventolare il tricolore, ma ha dovuto aspettare ancora un bel po' di tempo per poter tornare a casa sua, perché è vero che il 3 novembre 1918 si divulgò la notizia della vittoria e quella notte su Trieste, sul castello di Trieste, sventolò il famoso tricolore che ora si trova a San Luri. Mi piace ricordarvelo che noi da quella guerra siamo venuti fuori vincitori perché siamo riusciti a riconquistare, a riannettere all'Italia Trento e Trieste, ma in qualunque guerra non ci sono mai veri vincitori, a parte per questi dettagli, perché in realtà la guerra è di tutti i perdenti, sono tutti perdenti, perché sono costate troppe carneficine e non si può essere poi così felici. Io naturalmente lo sono tanto perché nonno Eugenio in una stanza che si trova dietro questa porta, perché qui c'era la sua casa, questa era la casa di nonno Eugenio, ed è qui, in questo, vicino a questo caminetto che vi sto mostrando ora, che lui soleva raccontarci di questa famosa guerra. Tantissime volte ci ha raccontato del Piave, ci ha raccontato di Vacca, il fratello di zia Marianna, che è considerato disperso, ma lui diceva sempre che questo signore era morto lì vicino a lui. Sono in compagnia del gattino. Nonno Eugenio aveva sempre un gatto che gli faceva compagnia quando era vivo. Bene, grazie a mio nonno, qualche anno fa ho scritto una delle pagine più belle della scuola italiana, perché con i suoi racconti in me si è impresso, grazie ai suoi racconti, in me si è impresso un alto valore legato al nostro Stato, alla nostra nazione, alla nostra bandiera. E io ho cercato di, come dire, di trasmettere questo amore per la patria ai miei alunni, così come i racconti di nonno Alfonso. Qualche anno fa, nel 2018, ho avuto la fortuna di incontrare e di conoscere gli alpini di Pontirolo. Da allora sono diventata un'amica degli alpini. Ed è stata una grande gioia perché il corpo degli alpini, più di tutti, mi ricorda gli uomini che hanno combattuto assieme a nonno. Mio nonno non era un alpino, però che cosa ti fa pensare? Cosa fa? Mio nonno mi raccontava sempre delle montagne del Friuli Venezia Giulia e quindi mi fa pensare, gli alpini mi fanno pensare a nonno, mi fanno pensare a quella guerra. Così avevo deciso di omaggiare questo corpo insegnando ai miei alunni dei canti, uno in particolar modo, il Testamento del Capitano, che mia mamma cantava sempre con nonno Alfonso, la leggenda del Piave, ma non solo, due di alcuni dei canti che i miei alunni avevano imparato e presentato durante due concerti a scuola. Hanno avuto la possibilità di cantarli durante le manifestazioni del 4 novembre 2019. Bene, io porterò sempre nel cuore questo ricordo e la considero la giornata più preziosa, più bella di tutta la mia carriera, 23 anni che lavoro nelle scuole. Tantissime soddisfazioni, però quello è un giorno davvero speciale. Ve li presenterò e sarete voi a giudicare. Vedrete quanto sono stati bravi questi ragazzi.
i miei alpini, i ragazzi che hanno rappresentato gli alpini e la Brigata Sassari, il corpo squisitamente sardo, un corpo interamente sardo. Sapete che loro, quando sfilano a Roma durante i festeggiamenti dell'Unità d'Italia, della Repubblica, scusate, il 2 giugno, marciano e cantano il loro inno. Bene, non perdeteveli, guardateveli, perché io in questi anni ho visto e rivisto centinaia di volte con amici, parenti, con mia mamma, tantissime volte. Ed ogni volta che ho guardato questi due video ho detto quanto sono stati bravi e quanto sono felice. Sicuramente quel giorno, il 4 novembre, i miei due nonni, Alfonso con Eugenio, si saranno guardati così tra di loro e avranno detto alle altre persone che stanno in paradiso, quella ragazza laggiù, quella maestra laggiù è nostra nipote. Buona visione e poi fatemi sapere cosa ne pensate e se questi due video vi piacciono, vi piaceranno, condivideteli perché tutti sappiano che esistono anche le pagine bellissime della scuola italiana.